Ascotrade porta nuova energia allo sport paralimpico veneto. L'azienda trevigiana ha infatti lanciato l'iniziativa sociale Mi piace di cuore, promossa in collaborazione con CONI e con il Comitato Paralimpico per favorire la pratica dello sport disabile tra le società sportive del Veneto. La formula è molto semplice e consiste in una raccolta fondi. Per ogni contratto forza doppia sottoscritto con Ascotrade nel periodo compreso tra il 15 settembre e il 31 dicembre 2013, l'azienda donerà 10 euro, che andranno ad aggiungersi ai 10.000 euro stanziati in partenza fino al raggiungimento del tetto massimo di 20.000 euro. Risorse essenziali per un mondo, quello dello sport paralimpico, colpito duramente dalla crisi economica. Davvero una interessante iniziativa di Ascotrade che il CIP ha ovviamente accolto con grande cuore perché ne abbiamo davvero bisogno. Oggi come più di ieri abbiamo bisogno perché sappiamo sia le aziende private ma anche gli enti pubblici hanno meno risorse e quindi guarda caso i primi a essere tagliati è proprio lo sport. Di solito è il contrario, cioè non sono le aziende che vengono da noi ma siamo noi che dobbiamo catturare, guadagnarci il modo di vivere, cioè di vivere nel senso di fare in modo che possiamo praticare lo sport. C'è un impegno fisico, c'è un impegno economico perché carrozzine, maestri, cioè è uno sport professionistico come gli altri. Si può scegliere di diventare clienti Ascotrade, si può scegliere se fare la donazione e infine si può scegliere anche chi premiare. Sì, perché parte dei fondi raccolti sarà infatti destinata sulla base di un web contest che si svolgerà su una pagina Facebook appositamente creata e che vedrà premiate quelle società sportive che riceveranno il maggior numero di mi piace. Ulteriore conferma che ogni scelta in questa iniziativa ha davvero un significato speciale. Hanno il significato di marcare questa differenza tra i competitor nazionali che hanno la testa altrove e che portano le risorse altrove e le aziende locali che non sono seconde a nessuno, che erogano servizi spesso superiori ai nostri competitor nazionali, però hanno anche la capacità di leggere le esigenze del territorio. Noi lo facciamo quotidianamente, con l'occhio attento al nostro mercato, al nostro benessere, al nostro sviluppo, ma anche con l'occhio attento appunto alle necessità del territorio. L'augurio ovviamente è che con Mi piace di cuore Ascotrade possa lanciare un messaggio forte al mondo dell'impresa sul valore dello sport. Ascotrade, che ha colto questa opportunità di fare solidarietà anche attraverso un riscontro economico, è stata un'idea vincente e io mi auguro che possa continuare anche per il futuro.